Beppi, tutto bene? Benissimo, benissimo, buonasera a tutti. Ma dica al teatro lì a Pie, infatti dovevo ancora buttare un occhio, infatti da Pie dal V. Sì, non raccontiamo frottole qui, Allora, ormai sei diventato un conduttore televisivo, sì, poi Dopo questo? di grande successo. Sì, il Beppi Quiz ci sta dando grandi soddisfazioni, anche se quando me lo chiedono fondamentalmente io rispondo sempre che è un po' come scoprire acqua colda, nel senso che alla gente piacessero i quiz era chiarissimo, perché bastava vedere tutti quelli che guardavano i quiz sui programmi nazionali. Però c'è qualche ingrediente in più. E certo, parlare dei nostri paesi, delle nostre cose che noi conosciamo, perché l'italiano è più mia? Metà fai che hai parlato due, sono multilingue io, parlo anche il dialetto, non ho problemi. Dicevo, far parlare dei nostri paesi dà un'emozione particolare a chi guarda la trasmissione. Mi sono arrivati degli SMS del tipo: che emozione vedere il nome del mio paese sulla tele. Solo vedere il nome del paese ti riempie di gioia. E quindi fondamentalmente fare un quiz che parlasse del territorio era una cosa talmente banale che chi ha mai pensato su. E ci hai pensato tu? Ecco, pensando. Ok, però non dimentichi la musica. No, anzi, ti dirò che quando mi chiedono di fare il presentatore io sono sempre un po' in imbarazzo, perché non è che non riesca a farlo, lo faccio, mi diverto, mi piace, però l'emozione che provo quando canto, quando suono, è un'altra roba. Il primo amore non si scorda mai. Ma anche perché il presentatore, tu lo sai meglio di me, deve fare un po' la parte del bravo ragazzo. Esatto. Dopo arriva l'artista di turno che invece le sempre cani un po' bruciati, un po' marcio, un po' maledetto, no? E tanto anche in giro, perché tu chiaramente invece ti sei che il bravo che l'ha sempre fatto ci scuole, il catechismo eccetera, invece lui che mai ha pae droga siamo e quindi tocca fare la parte dell'elo, e a me mi piace la parte dell'elo. Se posso scegliere preferisco fare il cantante, ecco, diciamo una roba del genere. Allora ti sentiamo adesso. Il primo brano che ci presenti? È una roba particolare anche perché mi tocca suonarlo da solo. Quindi è una cosa acustica? Sì, certo, stracustica. Ok, hai bisogno del jack? No, però ho bisogno un po' di te perché quello si passa solo. Ok, non c'è problema. Che lo prego di te cani da chitarra. Esatto, è quello che stavo chiedendo. Grazie. Occhio che te, don. Boh, sono andati. Ok, ti lascio al tuo pubblico. Grazie. Il Beppi. Allora, prima di venire qui al teatro ho pensato, dopo cantare così e da Chito così mi è venuto di fare dei pezzi natalizi. Dopo ho pensato, ma tutte le volte che andò al teatro serassi, fica fuori cante sempre chi quattro canzoni di Nadal, non tale San Nadal, non tale che l'altra. Allora sono andato a vedere nei miei archivi che cosa avevo cantato l'anno scorso e invece ho cantato tutte. Non ho cantato cose di Natale e neanche nelle occasioni precedenti, insomma, almeno di quelle organizzate da Claudio Locatelli. E allora ho detto, vabbè dai, qualcosina di Natale glielo mettiamo dentro. Il primo brano che avevo scritto sul Natale era Le San Nadal. Poco tempo dopo ne ho scritto un altro che si chiamava Brenner Autobahn, magari qualcuno lo ricorderà. E poi per qualche anno non ho fatto più niente. Poi un giorno invece ho fatto un pezzo che voleva in qualche modo recuperare la positività del Natale, cioè nel senso ormai il Natale dissacrato, il Natale quello ironico col Babbo Natale che andava a sulla sé, con la renna che la sa soppa, insomma queste cose qua è anche un po' troppo trito ritrito, no? Ho voluto recuperare invece un concetto di Natale legato alla felicità, alla gioia dello stare insieme, magari anche consapevole che questa cosa sa un po' di finto. L'ho voluta talmente caricare di finzione, ma una finzione comunque fin di bene, che alla fine ho mettito anche i marocchi chi sa dirti ascoltai i pastorelli del Nadal, che ormai quando arriva il Natale che sempre per cui dice però il rispetto delle religioni altrui, io capisco che fa storia Nadal che passa col baguette che sta alla destra fideles. E in questo mondo diciamo finto c'è spazio veramente per tutti. Il pezzo si chiamava Al Fioc en Piazza. Questo è un brano
che si rifà chiaramente agli anni 30, quello stile un po' alla Natalino 8 se vogliamo, quindi è anche un po' difficile da cantare, e però ci sono degli elementi che sono anacronistici, cioè una canzone degli anni 30 che parla dei LED luminosi, che parla del countdown, delle cose che negli anni 30 chiaramente il PDMA isga, al Fiocan Piazza. Insomma tu e tutto quanto si ricopre di cantore, il depuratore, la metodorre, si tace anche il traffico locale e meno male, basta casone al Fiocan Piazza la notte veneta, sulla accesa e il campanile, sopra la capanna illuminata col pargoletto con tanti led, al Fiocan Piazza la notte veneta, se c'è cigna e scriminal, te chi sardatis del país e te chi dis non sapionis. Io canto fuori il pandoro e il panettone, ho un'opinione, me mia tuc, e dal presepe l'alberello di Natale, con il pontale, con sui countdown, mi garban le lucine colorate, come d'estate, quando li fai fuoco. Al Fiocan Piazza la notte veneta, sul Garibaldi, sull'altar, sarà Subaru Dolcens di Pormarte con l'adesivo di Schwager. Al Fiocan Piazza la notte veneta, sul cambio schema e alla sal, te chi se metta te città chi seci, ti fai scherzo e coi socio peci. Dunque tutti quanti son felici, cartoline con i mici, taci auguri e buoni auspici. Le belle da foglie alpini rescoltas col libre, spetrai re magi coi candeli al nas, arda la sia Marieta lunga e traccia al Fiocan Piazza la notte veneta, sul bessutiche da Ciapamal, da crede a signori da festa, ma che va dopo al gas sarà più. Al Fiocan Piazza la notte veneta, sui cadi a sana medaglie sciamal, chi sculta i pastrelli col baguette, senza spaccare i vali al prefetto. Io posso staccare, fonico?